city where the sun beats down from the sky. They give it up and they give it up and they give it up, but they never ask why. Daddy was a rolling stone. Giorgione Pallavolo è da sempre sinonimo di settore giovanile. Le prime squadre devono essere immagine e punto d'arrivo del vivaio, questo è un obiettivo ben chiaro della società. E Castelfranco Veneto è una delle pochissime piazze in regione che, oltre ad avere una prima squadra nelle categorie nazionali, schiera tutte le categorie giovanili maschili. Siamo contenti e anche un po' orgogliosi di poter schierare un under 12, un under 14, un under 16, un under 18 e una serie D dove dar spazio a quei ventenni che magari si allenano con la prima squadra e hanno meno opportunità di gioco. Ci sono di buoni numeri, specialmente sta crescendo finalmente anche la maschile che quest'anno abbiamo un under 12, un under 14, un under 16, un under 18, una serie D. Questa è una cosa nuova che non avevamo l'anno scorso, assieme con il San Martino dei Lupari e poi la B2. La società è il punto di riferimento del territorio e muove i propri tentacoli in maniera uniforme nel circondario. Collaborazioni e sinergie con le società limitrofe sono sempre il primo passo per allestire squadre giovanili di qualità. Castelfranco, pur facendo pallavolo da 42 anni, ha saputo rinnovarsi e professionalizzarsi ed anche questa è la chiave dell'attuale successo. Sono arrivato e Castelfranco era una società familiare, diciamo, a conduzione familiare, nel senso che non c'era pressione, non c'era nessun tipo di aspettativa e si poteva lavorare con grandissima tranquillità. Li ho visti crescere molto, è rimasto questo senso di tranquillità, di poter comunque giocare, allenarsi senza grosse pressioni, però la società ha fatto dei grossissimi passi avanti a livello organizzativo, sia con gli sponsor, sia nel comunicare, sia negli allenatori che nell'allestimento della squadra, indubbiamente. Lavorare per questa società è una grande gratificazione, perché qua ho trovato entusiasmo, voglia di fare, di lavorare e competenza, quindi abbiamo tutte le possibilità per poter lavorare al meglio. A dirlo sono due profondi conoscitori delle realtà regionali, due protagonisti della B2, squadra maggiore che quest'anno punta alla finale di Coppa Italia e ad un campionato di alto livello. Il potenziale sulla carta ci consente di non aver paura di nessuno. Chiaro, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo il mare. La squadra è fatta dall'insieme dei singoli, bisogna mettere bene assieme le varie individualità. L'Itas Ital Project è una squadra che diverte. Ogni domenica a Castelfranco Veneto sono almeno 700 gli spettatori ed il clima in spogliatoio è ben esemplificato dalle parole di Stival. Ho fatto una promessa ai miei compagni di squadra: se quest'anno riusciamo a salire in B1 o vincere la Coppa Italia smetto sicuramente. Diversamente potrei continuare, però è una minaccia, spero proprio di smettere. Come si allena Christian, l'apporto che dà anche in campo, spero che nemmeno in questa eventualità lui smetta, perché è un giocatore molto importante per questa squadra.